Ciao a tutti ragazzi, in questo video andremo a vedere la mod di Goku Super Saiyan 9. Se vi vedete c'è il Super Saiyan 8, ma non troppo questo. Il Super Saiyan 9 è la mod di Sai Roma, mod veramente OP però fighissima. Andiamo a provare questa mod. Ok ragazzi, sono un nuovo youtuber che vuole entrare a far parte delle persone che fanno video su Dragon Ball. Ovviamente questa non è la mia voce, me la sono modificata perché, non la voglio far riconoscere. Poi sto dicendo ragazzi, come seconda cosa, un scuso, l'editing di questo video sarà molto, come si dice, non sono molto bravo a fare gli edit. Infatti le cose basta, le parti inutili, eccetera. Ok ragazzi, vediamo questa mod. Allora. E poi mi scuso anche della pessima qualità grafica, il mio computer non è molto potente, ha una GT 710 con scheda video, mentre il Core 3, perciò. Una cosa che noto è che è molto veloce, ok, mi sembra il mouse custom, però comunque è da tantissimo che non c'è la Xenox, perciò può essere che sbaglio. No, non è custom, l'ho già visto, non mi ricordo di dov'è, comunque non è custom, ne sono quasi sicura. Vediamo. Oppure sì ragazzi, dico la verità, non mi ricordo. Come mosse abbiamo il pugno sublime, qui un ultra canone dirompente. Poi abbiamo cannone di chi e spirito inesauribile. Mi sono dimenticato di installare l'aura, perciò. Poi il super pugno del drago. Diventa un drago. Ok ragazzi, mi scuso ma devo prendere la miniatura. Bellissimo il modello. Ok, e niente, poi abbiamo sfere che indichiamo una mano e quella di Goku Tristinto, però perché sfere che indichiamo una mano? Proviamo Xicon, una fusione tra Saigo e Raikon, ma guardate che velocità! Non me l'aspettavo così veloce. Ok. C'è l'otto dell'arrivo. Oh cazzo, troppo più. Quando c'è l'otto dell'arrivo la shottata praticamente. Ok, ne ho fatto una cosa, passiamo dall'ascolto. Salute senza limiti. Ok. Perché allora non posso nemmeno giocare, ma neanche così. Vediamo se il music lo posso trovare, sì. Il music mi sembra quello di Gogeta Super Saiyan 4, sì. Troppo veloce. Ok. Poi abbiamo caduta non monizzante. Ok, mi sembra che Bills non lo so, può essere. Agile della morte istantaneo e fa il teletrasporto. Miscelatore oscuro, ok. E poi ha sfera di energia negativa. Questa è bellissima. Peccato che non prende, mi sembra che già l'ho vista infatti, non mi ricordo di chi è però, cadete per 20, così diventa ancora più OP, infatti incontrollabile. Poi abbiamo barriera energetica,
live, l'abbiamo risvegliato. Mod veramente molto belle, troppo più. La mia preferita è il Go Superstar 9. Comunque ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, io vi saluto, alla prossima e ciao.